ridurre le differenze di genere e consentire alle donne di accedere più facilmente ad eventuali progressioni di carriera. Il progetto, realizzato da Punto Confindustria e finanziato dalla Regione, ha coinvolto 70 donne in 9 aziende. Tra le principali materie, competenze tecnico-digitali, abilità di comunicazione, relazione e leadership. Ma per consentire alle lavoratrici di mettere a disposizione il proprio potenziale è necessario anche avviare una profonda trasformazione culturale. In Italia, tra il 1977 e il 2018, il tasso di occupazione femminile è aumentato di 16 punti percentuali, dal 33,5 al 49,5%. È importante investire nelle donne nel mondo del lavoro, lo dicono tutti i dati che le aziende aumentano la propria competitività con la presenza femminile. Sono molto contento perché questo corso è partito proprio in piena pandemia, pertanto nonostante la pandemia non ci siamo fermati, le aziende hanno dimostrato di avere una grande sensibilità in questo senso, perché il lavoro si genera attraverso le aziende. Nell'organizzazione del lavoro i nuovi modelli dovrebbero rispondere sempre più all'esigenza di conciliare la vita privata con quella professionale, integrando guadagno economico e flessibilità e prevedendo strumenti di welfare per il sostegno alla genitorialità. L'idea è quella di supportare le persone nella loro daily routine, dando strumenti concreti per poter favorire la loro crescita appunto professionale e personale, perché quello in cui crediamo fortemente è che una persona serena nel venire a lavorare sia anche un lavoratore che poi può fare il bene dell'azienda e contribuire ad ottenere l'obiettivo comune di business.